Il primo trattamento a partire dal pomeriggio nell'area urbana gestito dalla regione e in quella rurale dai comuni interessati di Padova, Saonara e Vigonovo. Il terzo caso di West Nile nella stessa area, un uomo residente a Vigonovo ai confini con la provincia di Padova, fa scattare il cluster per cui è previsto il doppio intervento di disinfestazione larvicida e adulticida. L'uomo è ricoverato nel Veneziano per una forma neuroinvasiva della malattia. Gli interventi scatteranno a partire dalle 14 nel raggio di 200 metri dall'abitazione con disinfestazione della pubblica via e bonifica porta a porta con trattamento nei tombini ed ispezione di eventuali focolai. Dalle 23:50 passeranno invece i mezzi della ditta per la disinfestazione adulticida. A Saonara gli interventi saranno eseguiti in località Tombelle. Durante il trattamento è consigliato tenere chiuse le finestre, coprire gli ortaggi, tenere in casa animali domestici, non esporre il bucato. I residenti saranno avvertiti con l'aiuto della protezione civile.